Ciao a tutti, ciao a tutte e benvenuti a una nuova puntata di Tintoria. L'ospite di questa puntata è Francesco Lancia. Ciao a tutti, che emozione, vi vedo sempre a casa, siete bravissimi, complimenti per la trasmissione. Sono felicissimo che finalmente sei qua. Noi avremmo dovuto registrare all'inizio di quest'estate. Poi però che è successo? Poi è successo che io il giorno prima gli ho scritto: guarda, purtroppo non possiamo registrare perché parto per Amalfi. Sì, io ho sentito proprio come scusa. Dico, scusami, ho una scusa, non possiamo No, registrare. invece no, perché era spuntato questo weekend ad Amalfi a casa di un amico e insomma, se spunto weekend ad Amalfi, vai. Devi andare. Com'è stato almeno? Bello? Molto bello. Perfetto, perché allora. poi c'erano molti meno turisti del solito, perché penso che Amalfi sia una giungla normalmente, però essendo questa la strana estate della pandemia c'erano molti meno turisti, quindi è stata molto bella. Però si è anticipata la partenza e il mio passaggio in macchina partiva il giorno che avremmo dovuto registrare. Abbiamo recuperato adesso e in più tu sei ebbro di limoncello di Amalfi, Esatto, quindi siamo felici così. Esattamente, e oggi esclusivamente per la prima volta davanti alle telecamere c'è Stefano Rapone nel ruolo di co-conduttore. Ciao, io non so che devo fare. Fai una puntata sperimentale Vediamo. in cui proveremo Scopriamo a capire. Stefano è quindi sotto esame, poi alla fine ti chiederemo come. Bravo, prendi pratica col microfono, Stefano, ti servirà. Vediamo Esatto. come funziona questo coso. Come quando davanti. ti chiamano i call center o la team che dice poi potremmo chiederle di valutarle la cosa, poi io ti chiederò di valutare Rapone come Ma co-conduttore. cosa ti ha spinto a tenerlo sempre dietro le telecamere e adesso finalmente a portare? Hai capito che è bello? Non era pronto, è come Giro Dream of Sushi col Fio che passa 15 certo. anni a fare solo l'alga. Ecco, lui adesso- stava là a fare l'alga, adesso finalmente io- può anche fare il riso. Io pensavo di essere l'eminenza grigia, quello che in realtà da dietro manovrava le cose, invece ero solamente quello che fa impreparato. l'alga. Ok. Esatto. Va bene. No, volevo provare questa cosa e ho pensato che la puntata con te fosse quella ideale, perché voi già vi conoscete, Sì. vi trovate bene. A differenza degli altri A che sono differenza stati degli qui altri. prima che Esatto. non conoscevo Lundini e assolutamente. Tiberia Esatto. 3 giorni fa, chissà come sarebbe Ci andato. teniamo a precisare che tra me e Stefano non c'è assoluta stima in nessun modo, Nessuno. però comunque ci conosciamo. Però comunque Ci conosciamo, vi tollerate. siamo entrambi persone con la barba e con gli occhiali. Esatto. Diciamo, E quindi questa è la cosa. il più è fatto, il più è fatto. Comunque, allora, io inizio ogni puntata Eccomi. dicendo dove ho conosciuto l'ospite e io e te ci siamo conosciuti la prima volta nella stanza degli autori di Comedy Central News, secondo me, allora condotto da Saverio Raimondo. Che salutiamo. Che era la mia prima volta in una stanza autori e secondo me ho imparato molto in quei 2 giorni, perché poi io ero autore di me stesso per il panel che si faceva. Si faceva questo momento della trasmissione, non mi ricordo, era la terza stagione, eravamo a Roma. Sì, era agli studio terza Sta stagione, Tiburtina. e c'era questo momento di panel in cui Saverio aveva deciso di dedicare un quarto d'ora, 10 minuti di trasmissione a giovani comici quasi esordienti, poi c'erano anche gente magari un po' più esperta, che potevano dire la loro sul tema di puntata, e quindi era molto bello riunirsi in gruppo e cercare di tirare fuori quelle che erano le battute, che poi un po' erano improvvisate ma un po' invece erano preparate. sì, E lì sì. ho conosciuto un sacco di voi, peraltro. Vero. Io per esempio è stato il mio primo impatto col mondo autoriale. Allora, faccio una presentazione su Francesco Lancia, mi sono solo scritto le cose. Allora, comico, autore televisivo e radiofonico, improvvisatore cantante. Sì, ogni tanto. Ogni Non tanto. cantante da solo, no. Improvvisatore cantante. Ecco, esatto. Poi non so quale sia il titolo, però segretario / giudice / notaio, ovvero a Zero e Lode e Data Comedy Show. Qual è il tuo ruolo lì? Sì, ero un giudice, un notaio. Giudice? Sì. E lì ero autore del programma, ma anche giudice e notaio in video, sì. Zerologo in particolare. Zerologo. Ingegnere e umbro. Ingegnere no. Informatico. È già partita una querela. considera. Cazzo! Perché sai che Non se sei a un ingegnere? informatico gli dai dell'ingegnere si offende, e se a un ingegnere gli dai dell'informatico si offende. Allora, informatico, Bravo. chiedo scusa Figura, agli ingegneri e agli informatici e a te. Bravo. E umbro. Sì. Allora, sai, ti dico una cosa, di tutto quello che hai detto, che è tutto verissimo, la cosa su cui ho più difficoltà a riconoscermi è la parola comico. Ok. Perché effettivamente io su un palco a dire battute, proprio scritte, cioè ci sono salito ai tempi di Satiriasi, i primi 2 anni, poi magari ne parliamo, ma non lo faccio più, quindi proprio comico. Sì, è vero, lo faccio in radio, però faccio ancora un po' fatica a riconoscermi come comico proprio, mentre voi lo siete, per esempio, voi fate quello di mestiere, no? Io faccio un po' più fatica ancora. Si fa fatica anche quando si fa quello di mestiere poi a definirsi comici, almeno per quanto mi riguarda. Non so se stai... No. Perfetto. Ma cos'è il comico? No, scherzo. Esatto, che cos'è la comicità? Allora, di tutte queste cose, allora tu, cosa viene prima? Che è una domanda molto banale, però
appunto autore, improvvisatore, segretario, giudice, notaio, cioè cosa nasce Allora, prima? se andiamo in ordine di imponibile, cioè nel senso quello che più mi fa incassare, ti direi autore, Ok. perché principalmente lavoro come autore, poi in radio sono diventato anche voce, ma ho iniziato come autore, Sì. quindi principalmente autore. Se andiamo in ordine di cuore, Umbro, credo, principalmente Umbro, per motivi gastronomici, anche banalmente. cronologicamente probabilmente sei stato prima Prima Umbro e Umbro. poi autore, Esatto. mi viene da Se pensare. andiamo per passione, Eh. probabilmente improvvisatore, Ok. perché è la cosa che più mi appassiona proprio fare improvvisazione, è una cosa che non smetterò mai, credo. Ma qual è stata la prima di queste cose? Cioè un ragazzo di Terni, Sì. Terni o Terni, Terni, proprio anche piuttosto centro. Terni Centro. Un ragazzo di Terni Centro come finisce poi a fare tutti questi lavori, tutti quanti creativi? Cioè, che cosa hai detto? Io vorrei provare a fare A, e che cosa hai iniziato a provare a Allora, è fare? andata così, io facevo l'informatico, non Sì. l'ingegnere, mi sono laureato, è secchionissimo Sì. proprio. Quando ci fu il test d'ingresso all'università in facoltà eravamo 1200, sono arrivato uno, sono arrivato primo. Stupendo. Sono laureato Ammazza. col massimo dei voti, lanciatissimo verso la carriera accademica, poi il mio professore mi fa, certo però devi andare all'estero perché fare il dottorato qui non ha alcun senso. E io dissi, no, non mandava scemo, perché ripensandoci adesso, però all'epoca non mandava ad andare all'estero. Quindi mi sono iscritto al test di dottorato e non sono andato. Non mi sono svegliato quel giorno lì e non ci sono andato. Ho cominciato a lavorare. Nel frattempo, durante l'università, avevo cominciato a fare l'improvvisatore, quindi era anche quello uno dei motivi per cui non ero andato all'estero, ignorando che all'estero in realtà l'improvvisazione, bam, però vabbè, ero qui. E quindi dall'improvvisazione poi ho cominciato a scrivere, inizialmente per la Jalapas Band, Emilio Gatto e Mai Dire Che Qualcosa, salutiamo. che salutiamo. E Per poi... cos'era? Allora, Emilio quando Gatta aveva fatto una serie che si chiamava Che è l'ottavo sigillo, L'ottavo può essere, quello lì, sigillo, ok. esatto, ed è stata la prima cosa che abbiamo fatto insieme. Poi, anzi, forse Ormoni e Neuroni viene prima dell'ottavo sigillo che abbiamo fatto insieme, Terminenzio l'abbiamo fatto insieme, insomma, Ok. quello l'abbiamo scritto insieme. E poi sul lavoro mi sono trovato più a scrivere comico che a lavorare davvero. E quindi il mio capo, me lo ricordo bene, mi disse devi scegliere che vuoi fare. Io avevo un contratto a tempo indeterminato in un'azienda informatica sua di Burtina e la mollai per andare a fare l'autore comico. Quindi forse viene prima l'improvvisatore, poi l'autore comico, poi tutto il resto. Ah, vedi che figa. Quindi, però, improvvisatore, tu l'università l'hai fatta a Roma? L'ho fatta a Roma, Ok. c'è la Sapienza. Ok, quindi faccio improvvisazione a Roma. A Roma, sì, l'ho fatta con i match di improvvisazione teatrale, che era all'epoca una delle pochissime associazioni di improvvisazione, adesso ce ne sono un sacco, e ho cominciato lì, la cosa mi ha interessato, ho cominciato a fare uno stage di scrittura, il mio primo stage di scrittura nell'ambito di una roba di improvvisazione, e lì ho detto, questa cosa mi diverte, mi viene anche benino, quindi ho cominciato da sempre appassionato di comicità a provare a scrivere, funzionava, poi ho incrociato il Trio Medusa sulla mia strada, e da lì è partita la radio e tutto il resto. Ok, a questo punto sull'improvvisazione è un mondo che mi affascina e incuriosisce Sì, molto. possiamo parlarne per 12 ore, tieniti pronto, potremmo No, parlare solo di questo. No, vorrei solo capire un po' il percorso che c'è stato, se riesci a farmi un po' un quadro generale in Italia con l'improvvisazione, perché io l'improvvisazione è un'altra cosa che come la stand-up comedy, prima di farla, Qualcuno prima di l'avrà conoscerla, portata. la associavo esatto all'estero, cioè nel senso lì fanno l'improvvisazione. E invece in Italia che percorso ha fatto? Cioè quando tu hai iniziato... Dici, C'era già da tempo. C'era già da tempo. Tu vuoi sapere chi è stato il dell'improvvisazione, cioè colui che ha portato l'improvvisazione in Italia. Hai notato che non ho detto il nome per evitare No, anche polemiche. un po' tipo, cioè, che ne so, immagino a Terni non ci fosse l'improvvisazione. Non c'è ancora, però. Non c'è ancora, Non esatto. c'è ancora. Quindi a Roma invece A sì. Roma c'era in tante città. Allora, vado rapidissimo perché potrei dire una marea di minchiate, però... Sono sicuro che sui commenti di YouTube saranno Ci pronti. saranno gli improvvisatori, poi capirai, non sono per niente per... Sai, c'è la pagina gli autoironici e non permalosi improvvisatori. Esatto. Dunque, l'improvvisazione nasce negli anni 70, contemporaneamente in due posti, in America e viene detto in Canada, ma più probabilmente in Inghilterra per mano canadese. Ok. Sono due scuole molto diverse su tutto. Dopodiché è stata importata in Italia poco dopo, una decina d'anni dopo, con i match di improvvisazione teatrale, che è questo spettacolo sfida fra due squadre, e hanno cominciato a insegnare la disciplina di improvvisazione teatrale, che è proprio una disciplina a sé stante. E non si sapeva niente dell'estero, non era un mondo globalizzato come adesso. Parliamo degli fine anni 70, mi scuseranno i dinosauri dell'improvvisazione che sapranno sicuramente in che L'anno anno esatto. è stato introdotto.
perché un gruppo di improvvisatori ha fatto un workshop con degli improvvisatori canadesi e poi è andato ognuno nella sua città a creare la sua scuola. C'è avuto un sacco di successo, l'improvvisazione nel 98 era in televisione, su Rai 3. Aveva il suo spettacolo, il match di improvvisazione teatrale. Io lì vidi l'improvvisazione in televisione, era a Terni al liceo, e dissi: ammazza, figa sta roba, forse 98, forse qualche anno prima, figa sta roba. E tant'è che ne organizzai uno in maniera del tutto illegale, ma l'ho saputo solo dopo, a scuola durante un'autogestione per conto mio. Passano anni, non ne so più niente. Quando sto all'università, sotto casa incontro una persona che dico: ma io questo l'ho già visto. Dove l'ho già visto? Ah sì, certo, l'ho visto nei match di improvvisazione teatrale in TV. Quindi googlo e scopro che facevano spettacoli sotto casa mia. Vado, workshop, e di lì. Quindi se non avessi incontrato quella persona probabilmente non avrei ripescato quel cassetto nella mia testa. In Italia però è arrivata principalmente la scuola del match. Poi col tempo è arrivata la scuola americana, quindi quella dell'Harold, dell'I.O., del Second City, da dove vengono Belushi e company, e piano piano anche la scuola canadese, non del match, quella johnstoniana, che è quella di cui la mia compagnia fa un po' più parte. E poi dopo c'è stata tutta l'evoluzione in tutto il mondo e un po' anche in Italia, anche se come un po' per la stand-up comedy, secondo voi quanti anni ha di ritardo rispetto al resto del mondo in Italia? Una ventina? 30? Pure 30. Sì, pure 30. L'improvvisazione secondo me ce n'ha una ventina di ritardo rispetto al resto del mondo, quindi noi ci stiamo evolvendo e il mondo sta andando un pochino più veloce di noi. Sì, pure... Forse la stand-up talmente tanto si sta evolvendo il mondo che fa prima tutto il giro e ci doppia da dietro il mondo della stand-up, mentre l'Italia ancora fa e ti dico una cosa fighissima, che non perché la dica io, ma perché effettivamente è quello che si sta verificando, che quello che sta accadendo adesso nella stand-up comedy è esattamente la stessa cosa che è accaduta nel mondo dell'improvvisazione in Italia, che è accaduta nel mondo dell'improvvisazione fino a tanti anni fa. Cioè è successo che ci sono state delle generazioni di quelli che si dicevano hanno portato l'improvvisazione in Italia, che hanno capito che c'era la possibilità di guadagnarci da questa cosa, con le scuole, con gli spettacoli, e si sono cominciati a fare la guerra tra di loro, a morte, perché si odiavano fondamentalmente, no? E si sono cominciati a dividere, a creare proprio i giri di gruppi. Le generazioni successive a un certo punto, stufi di stai guerriccioli, hanno detto: senti, ma a noi non ce ne frega niente, noi collaboriamo con tutti, e perché se il pubblico viene a vedere te che fai improvvisazione, poi vedrà improvvisazione anche se sono io, e magari ci viene lo stesso, poi gli farò schifo, gli piacerò più di te, non lo so, ma ci viene. E hanno cominciato ad unirsi e ci hanno guadagnato tutti. L'improvvisazione è ricominciata ad andare sui grandi giri, noi siamo andati al Teatro Nazionale di Milano, che è un teatrone enorme, quindi sta ricominciando a uscire. Quando però abbiamo cominciato a deporre le armi, è figo vedere che nella stand-up comedy da fuori sta accadendo la stessa cosa. Cioè prima c'è un gruppo che litiga, io la faccio prima, io la faccio meglio, ma tu non fai la vera stand-up comedy. E poi arriva una generazione che ve se magna a tutti, ok, che dice: ma collaboriamo insieme, e a quel punto si parte. È vero, sono un bellissimo messaggio con cui non posso che essere d'accordo, ma voglio restare un po' sull'improvvisazione, perché è un mondo appunto che conosco poco, e l'improvvisazione cantata come, cioè, perché quella io me l'immagino proprio una cosa, sai, quando vedo uno spettacolo di improvvisazione io penso: ok, è difficile, però se mi allenassi è qualcosa che riuscirei a capire. Invece quella cantata, io quando la vedo dico: questa è una cosa che proprio io non saprei che pesci prendere. Allora, non è molto diversa dall'improvvisazione normale. Nell'improvvisazione normale io entro in scena con te, tu non sai cosa farò io non so cosa farai te, e troveremo probabilmente un accordo in mezzo che nessuno voleva fare, ma che alla fine è la cosa che è nata. E nell'improvvisazione musicale è la stessa cosa, con la differenza che io sono entrato e i musicisti entrano in scena suonando nello stesso momento. Quindi cominciano loro, forse comincio io a cantare, l'importante è che troviamo un accordo, siamo connessi tra di noi e si sviluppa poi effettivamente tutto. Non è molto diversa, c'è una difficoltà tecnica in più, che bisogna essere intonati, bisogna capire il ritmo, però c'è la difficoltà tecnica anche nel teatro. Se io salgo sul palco e parlo a bassissima voce e il pubblico non sente niente, probabilmente senti qualcuno che fa voce, nel musical sentiresti qualcuno che fa intonazione, cioè è più o meno la stessa cosa. Quindi c'è una componente tecnica sulla quale t'alleni, impari, e poi c'è una componente improvvisativa, artistica, di ispirazione, sulla quale lavoriamo insieme. Ma secondo me è uguale un po' per tutte le tipo lì non c'è mai la tentazione, magari quando qualcuno di voi è dietro le quinte, di dire: diciamo questa cosa adesso? Tante compagnie lo fanno, adesso meno, però un tempo si è fatto, e si è capito che si spegne il gusto, perché noi facciamo improvvisazione perché non dobbiamo sapere che cosa fare in scena, no? Quindi per rischiare
tutto quello che facciamo per rischiare meno è qualcosa che va contro lo spirito per cui lo facciamo, no? Per cui se io mi metto d'accordo col mio amico o facciamo una cosa che è stata già fatta, stiamo rischiando meno e quindi andando contro al motivo per cui abbiamo deciso di fare il primo passo in scena. Dici, Per cui quindi è proprio... il prodotto finale poi è una cosa recitata, quindi Lo però vedi subito. non è recitata perché è recitata peggio, cioè nel senso se fingi di improvvisare una cosa che già sai, allora stai recitando e allora non ha più... Guarda, c'è una roba che vedo spesso nella stand-up comedy e che secondo me si potrebbe importare dall'improvvisazione. Molti comici salgono sul palco con l'idea di dire mo ve faccio ride, ma forte ve faccio ride. E il pubblico si mette in quella che chiamo modalità vabbè, fammi vede, quindi braccia conserte, schiena sullo schienale, e devi essere veramente bravo. Se sei formidabile li fai ridere. Se non lo sei, passerai una delle serate più brutte della tua vita. E ho visto anche molti comici del giro della stand-up comedy capire che se tu sali sul palco molto più vulnerabile in scena, più connesso al pubblico, vedendo che cosa succede, pronto a mollare il tuo pezzo per seguire il flusso, fai molta meno fatica e il pubblico è già più dalla tua parte perché ti vede rischiare e quindi è disposto a darti più fiducia e più possibilità, non perché sia qui, ma secondo me Stefano, da quando ha cominciato a divertirsi di più col pubblico e a seguire meno il testo, è esploso, cioè ha avuto proprio un salto di qualità enorme. Anch'io mi diverto di più in realtà a fare questa già. cosa. Penso Quindi- che sia una roba importabile la vulnerabilità. È vero, ed è infatti è una cosa che si vede tantissimo questa che dici. Se vai a un open mic di stand-up comedy c'è tantissimo questo atteggiamento di giovani persone che vogliono fare la stand-up e pensano io adesso vado là e spacco tutto, sono Chris Rock, ehi ragazzi sentite questo punto di vista sul sesso, però crea immediatamente una barriera che ti rende anche antipatico a volte, ed è un errore che all'inizio si fa molto. È anche molto difficile lasciare andare questa cosa e dire adesso sentite questa. La comicità è sorpresa, no? Sì. Per cui io vengo a vedere uno spettacolo di stand-up comedy, so che più o meno mi farai ridere, ma se tu stai sul palco e mi dici mo ve faccio ridere, proprio me lo sottolinei ogni minuto, faccio veramente fatica a essere sorpreso. O sei tecnicamente molto bravo che mi prendi a pizze di sorpresa, no? E continuamente, allora va bene, ma se no tu la battuta non mi devi neanche far capire quando arriva, più o meno. Sì. Quindi Ti devi ritrovare a ridere. devi essere bravo a essere vulnerabile. E c'ho un'ultima. No, vai. Farla tu, faccio io. Falla tu. No, io ho un paio di domande. Una sull'improvvisazione, che comunque è una cosa che tu fai una volta, anche io ho visto vari spettacoli, specialmente i musical, e lo fai una volta e poi ovviamente non puoi più replicarlo. Ma ti capita mai che magari tu fai uno spettacolo e viene benissimo, e però dici "Ah, che peccato che questo è finito così"? Allora, nel senso che magari qualche battuta particolarmente buona può uscire, ma in genere dipendono molto dalle situazioni in cui sei, per cui è difficile ricreerebbe la stessa situazione. Però uno spettacolo, se io scrivessi quello che abbiamo improvvisato e lo rifacessi, saresti molto più deluso, farebbe molto meno ridere, perché c'è quella componente di rischio in chi guarda che vi dicevo, che ti permette di dire, di essere più aperto alla possibilità di ridere, ok? Per cui io dico sempre che posso improvvisare del materiale, ma poi lo devo ricercare, scrivere, copiare, correggere, sistemare ritmicamente, perché non c'è quella componente di rischio che invece in uno spettacolo di improvvisazione c'è. Quindi quella roba non credo possa No, ma capitare. magari non a replicare proprio come un testo scritto, ma proprio il fatto che quella cosa c'è stata e non l'hai, cioè, magari non l'hai filmata e quindi... È anche il bello dell'improvvisazione, è successo, è andato così, anzi, tutti gli errori che ci sono stati sono forse la parte più divertente di uno spettacolo di improvvisazione, quindi replicare un errore non lo renderebbe più tale, no? Se tu vuoi fare un errore lo rifai, non è più un errore, hai fatto quello che volevi, per cui si spegnerebbe un po' quel fuoco lì. E poi c'è da dire una cosa, che gli improvvisatori quando sono veramente ispirati sono in una specie di trance, per cui io finisco gli spettacoli e veramente non mi ricordo esattamente che cosa ho fatto, a meno che non sia una roba proprio clamorosissima, per cui poi magari me lo devo andare a riguardare e capire che cosa è successo, però ci vorrebbe qualcuno che da fuori si scrive tutto. Che è uno dei motivi per cui la SIAE, che salutiamo, grandi. non vuole che io faccia spettacoli di improvvisazione, fai una cosa buffissima. Quando io andavo, io sono socio SIAE come immagino tutti gli autori, quando vai e gli dici io devo fare spettacolo di improvvisazione, loro mi dicono però noi non possiamo tutelare quello che tu crei, o almeno così mi disse una impiegata SIAE, dovremmo essere lì e scriverci tutto quello che dire, quindi tu non li puoi fare. Io dissi ma scusate, io sono socio, quindi non mi potete vietare delle cose, non mi conviene.
vabbè, tu fallo, noi guardiamo da un'altra parte. Ok, quindi a un certo punto noi saliamo sul palco degli spettacoli di improvvisazione tutti e firmiamo una dichiarazione, non so se questa cosa la posso dire, che non siamo soci SIAE, e io quella dichiarazione non la posso firmare, perché lo sono socio SIAE. Ma invece Quindi perché... tagliamo questa parte, insomma. Diciamo. No, vabbè, non credo, perché non credo, a noi allora a questo punto diamola il quadro completo, che a volte quando fai stand up ti fanno firmare una cosa dove dici che stai improvvisando, anche se non lo stai facendo. Perché così non devi pagare Io la mi SIAE. dissocio per No, questi è casi. capitato, non succede più, però all'inizio dello stand up ci dicevano, senti, noi la SIAE ci stiamo confrontando economicamente, diciamo, quindi se ti va di firmarci una cosa dove questo spettacolo tu dici che è improvvisato, essendo improvvisato noi non dobbiamo pagare la No, che SIAE. poi fa ridere perché in realtà stanno togliendo soldi a voi. A noi, in no, realtà, certo, Quindi certo. state firmando una cosa per cui voi non volete soldi sul vostro, No, è chiaro, sul è chiaro, vostro è chiaro. materiale. Infatti- Però lo capisco, magari possiamo invitare la SIAE che ci sta ascoltando, Sì, sicuro, sicuro. a Ma per capire per meglio cadere cinici. come semplificare tutto questo mondo qui. Cioè, no, fateci firmare delle robe che sì, siamo soci, ma non vogliamo su questo pezzo nessun problema, non vogliamo diritti. Ci potrebbero essere delle soluzioni, immagino. Immagino ce ne potrebbero essere tante, per comunque sia la società degli autori potrebbe organizzarsi in vari modi. Poi eventualmente taglia tutto. Qua tagliamo tutto quanto e poi mandiamo il file, come si chiamano gli altri, la concorrenza alla SIAE che è nata da poco. Ah, Dio, Non mi quella dei ricordo. Fedez. Quella dei per Fedez. capirci, non mi Poi ricordo. allora Là, strizziamo l'occhio a loro, ragazzi, ragazze, ci vediamo dall'altra parte. Però allora questa cosa qua, l'improvvisazione è questa, tu però non ti riconosci come comico, dicevi prima, eppure tu a tutti gli effetti, quando inItalia è sorta la mitica stand-up comedy, la mia cosa preferita, tu eri proprio Io lì. c'ero, Tu eri proprio lì quando la stand-up comedy è stata portata in Italia e coltivata in Italia. Tu ti trovavi nella stanza. Io faccio dei nomi, tu li bippi. No, Ok? vabbè, ma tanto i nomi sono quei a fare stand up in Italia siamo No, in realtà 100. no, secondo me è interessante perché c'erano sicuramente delle persone che oggi non ci sono più, non perché sono morte, però perché non fanno più stand up. Perché tu eri all'inizio nella formazione originale di Satiria. Satiria, sì. Non ricordo che anno era, ma io già facevo radio. Secondo me era 2008. Possibile. Secondo me. Sì, non ricordo. No. Ricevo una telefonata da O 9. Filippo Giardina, Sì. che io avevo conosciuto quando facevo cabaret improvvisato nei vari concorsi di cabaret che io ho fatto per un periodo. E Filippo mi dice: guarda, con Stefano Augeri, che è un altro improvvisatore storico che ancora fa alcuni spettacoli con me, abbiamo pensato di fare questa roba, si chiama stand up comedy. Perché? Perché l'avevamo vista da Comedy Subs, credo si chiamasse Sì. così Sì. il sito, Ragone, Stefano Ragone. Sì. Che salutiamo. No, Non Stefano. Pasquale, no? Vabbè, insomma. Pasquale è un mio amico. Comunque, Stefano, Comedy Subs non mi è ricordo. la vera, Lo salutiamo. la vera entità che ha portato la stand up comedy in Italia, tra l'altro. Non fisicamente, però digitalmente, Sì. nel senso che l'avremmo potuta cercare noi, no? Probabilmente, però insomma l'ha portata. Abbiamo visto questa cosa, la vogliamo fare. Quindi aveva creato questo gruppetto di persone ed eravamo, adesso sto per fare un elenco alla Gianni Minà. Roberto Ragone, Roberto, no? Diciamo in Roberto maniera Ragone. giusta, Che salutiamo. Shout out. Che ha portato la stand-up comedy in Che ha Italia. portato la Possiamo stand-up dire che comedy il in Italia. nome... Digitalmente almeno, Digitalmente, esatto. almeno sì. Poi cominciano tutti, allora Walter Chiari non è la stand-up comedy, allora... Salutiamo anche Walter Chiari. Fate come vi pare. Però Filippo Giardina, Stefano Augeri, Daniele Fabbri, tutti i nomi che conoscete, Saverio Raimondo, Francesco De Carlo, Mauro Fratini, c'ero io, c'era Claudio Fois, che è uno storico autore televisivo che ancora oggi combatte insieme a noi e fa l'autore televisivo. Per un periodo c'era stata anche Tania Mattei, che è un'altra improvvisatrice che faceva parte della mia compagnia, e Velia Lalli anche Velia Lalli credo ci fosse dal primo anno. Giorgio Montanini arrivò il secondo anno, quando ancora Satiriasi primo e secondo anno era bisettimanale e laboratoriale, cioè noi una settimana facevamo i pezzi, la settimana dopo ci vedevamo comunque al Metz, ma per confrontarci e darci dei suggerimenti sui pezzi, che per me d'autore era la cosa più figa. Io odiavo salire sul palco e fare il pezzo, adoravo scriverlo e confrontarmi con tutta gente super in gamba per dire oh questo funziona, questo no, e ci davamo un sacco di consigli belli. Ho imparato un sacco di robe a Satiriasi, così come credo tutti abbiamo imparato da tutti. Poi dopo il secondo anno è stato ancora laboratoriale, ma io partecipavo un pochino meno. Sicuramente ho dimenticato qualcuno di Satiriasi. Piero Sparacino. Piero Sparacino, bravissimo, bravo, eri attento.
Dopo, dal terzo anno in poi, ho capito che alcuni di loro volevano fare sul serio, come era giusto, e quindi avevano pensato ai loro spettacoli e alle loro cose. E io, Claudio, Stefano, tutti quelli che non facevano della stand-up comedy il loro mestiere primario, hanno detto: sentite, noi facciamo un passo indietro, andate avanti voi. È sparita la parte laboratoriale, è rimasta quella performativa e probabilmente è esplosa, quindi poi effettivamente è andata molto forte. Però se non ho detto errori, più o meno questa è stata la parte. Sì. E all'epoca si litigacchiava più per motivi artistici che per motivi personali, almeno finché ci sono stato io, perché non c'erano soldi in ballo, era più una roba divertente da fare. Sì. Poi quando si è capito che effettivamente si poteva sbigliettare, credo che magari sia nata qualche tensione, ma io ero già... Io mi ricordo che la prima volta che ti ho visto lì, facevi un pezzo che era un one-liner, Sì. perché tu, se non sbaglio, ogni volta cambiavi. Sì. E io lì, cioè tu fosti, mi pare, secondo me il più bravo di quella sera. Infatti io ti venni a parlare, tu non ti ricordi, No, subito minimamente. dopo, e ti dissi: ma come fai a fare queste cose? Tu mi hai detto che lavoravi col Medusa già in radio, e mi ricordo c'era questa cosa che, siccome era one-liner, tu ogni tanto facevi le battute, poi andavi a bere un cocktail che E era leggevo. al lato del palco e leggevi, Benissimo. e poi tornavi. Io ho sempre avuto una pessima memoria, del motivo per cui non faccio stand-up comedy, ma faccio improvvisazione. Io odio memorizzare le cose, proprio mi dà profondamente fastidio. E lì erano tutti one-liners legate, assurde. Tra l'altro i pezzi di Satiresi ce li ho ancora e sono tutti inediti, perché li ho fatti una sola volta e mai più. E alcuni infatti- pezzi erano anche gradevoli, devo dire la verità. Ma dovresti, infatti, forse... Infatti non hai, no. non hai Per mai il la- momento no, per il momento no. il Non c'ho prurito proprio- di mi piace tornare. guardarla, mi piace vedervi, ma salire io con l'ansia di dover... Mi piacerebbe fare... non so se lo posso dire, va bene, lo dico. Faremo una roba di stand-up comedy improvvisata. Mhm. Con voi, tra l'altro, ancora non lo Ah, sapete. vedi, Bello. ok. E la faremo, proprio totalmente improvvisata. E con Francesco ci Che stiamo poi già pensando. una volta è stata fatta questa, se non sbaglio, all'Oppio Caffè, Sì, Ah, sì, mi però ricordo. non andò No, in maniera eccelsa. no, poi diciamo l'Oppio Caffè di tutti i Sì, è il posti. posto Non è, meno- non è sta- non è ma- non è mai stato il locale più facile d'Italia no, dove certo, è esibirsi, difficile. mettiamola così. Però stiamo pensando a fare una roba. A Edimburgo c'è questa cosa che si chiama set list. Ah, sì, Sì. come no. Che sono Bellissimo. comici che salgono e gli danno l'input di una routine di un altro comico sul Mhm. quale loro devono improvvisare delle robe. E vorremmo provare a fare la stessa No, cosa sarebbe- anche per solo divertimento. Sarebbe bellissimo. Però alla fine di un percorso, però non anticipo niente, ma con Ok. Fra ci stiamo pensando che... Beh, figo. Però scusa, tu in realtà quando facevamo anche le parti tipo a CCN, che dovevi un po' intrattenere il pubblico, tu spesso salivi con delle tue battute. Sì, lette. Sì, sì, drammaticamente lette, vabbè, ma quello sì. vabbè, si può fare. Sì, sì, ma si anche può in, leggere. anche in radio io faccio il dottor Lancia o altre cose ed effettivamente io scrivo il pezzo mattina per mattina e poi lo leggo. Però leggo, capito? La differenza è tutta lì. Se devo memorizzare vado troppo in paranoia. Ok. per Ma sbattimento. io volevo fare un attimo questa parentesi, perché è una cosa che poi di cui parliamo spesso anche con Tinti, che in realtà il ruolo dell'improvvisatore nella stand-up secondo me sarebbe molto utile per quelli che, cioè per la figura dell'MC, cioè di quello che Certo. presenta le serate. E in Italia non esiste, cioè non c'è uno che fa solamente l'MC, quindi secondo me chi è bravo a improvvisare dovrebbe cominciare io faccio è un appello che faccio questo qui, diciamo, nella stand-up, Fai perché bene. Fai bene perché ce ne sono un sacco di improvvisatori bravi che magari possono cominciare nelle perché varie io- città, perché c'è una scuola in ogni città più o meno. Possono fare Mi questa ricordo cosa che quando stavo a Dublino c'era questo che faceva solamente l'MC come lavoro e era l'unico che veniva pagato, perché magari in un open mic lui presentava questi comici, però doveva sempre tenere alta l'attenzione, parlava con ogni singolo membro del pubblico e faceva ridere perché era tutto improvvisato e riusciva a creare dei personaggi a partire da quelli del pubblico. E effettivamente è un lavoro che poi è redditizio, perché negli open mic spesso tu vai a provare dei pezzi e non vieni pagato perché stai provando, però uno che organizza e che fa quello di mestiere, cioè è giusto che venga pagato, e era l'unico che poi prendeva, penso, anche Certo. bei soldi, quindi Ma sai, il crowd working, che adesso mi vedo farlo un sacco, che all'inizio di Satiriasi era, se non ricordo male, addirittura vietato, cioè proprio non si poteva fare, o si poteva fare Sì, pochissimo. Satiriasi aveva regole, diciamo, molto, molto rigide. Sì, con un senso, Sì, poi sì, sì, magari no, al no, volo- questo al volo ne ho ne parliamo, parlato, ne ho parlato pure con Giardina. Eh. C'era un senso all'epoca di avere un manifesto Esatto. severo. Poi dopo, come tutte le religioni, come tutti i comandamenti sì. diventano una religione, c'è un problema. Non si poteva fare. Invece, secondo me, noi improvvisatori siamo abituati a farlo perché noi chiediamo costantemente spunto, non
abbiamo una quarta parete, neanche voi stand-up comedian Sì. avete una quarta parete. Quindi secondo me quello è un punto di contatto e come dice Stefano, gli improvvisatori potrebbero lavorare un po' su questa e magari contaminarsi un po', che male Sì. non fa. Infatti in un senso o c'era, nell'altro. c'era Simone Salis, Certo, che che c'è ancora, è a salutiamo. Chicago. C'è ancora, è a sì, Chicago. in un posto migliore, infatti, Esatto. volevo dire Sì. questo. Non è più qui con noi in un posto più bello. Esatto, che- Ma posso dire, Chicago più bella, sì, però poi l'inverno voglio proprio vedere. Febbraio a Chicago. Però magari- Fa freddo e sparano. Eh, In periferia per sparano dire. un È vero, è sacco. vero. Però lui inizialmente si esibiva con noi e faceva questo, cioè spesso presentava le serate e era bravissimo, quindi se ci fossero improvvisatori che vogliono farlo, insomma. Comunque, se Venite. tu vai a vedere un po' di stand-up comedian all'estero, ne trovi un sacco che sono stand-up comedian e improvvisatori. Sì. È proprio nella carriera di un comico, diciamo, anglosassone, sono proprio due componenti che difficilmente le trovi separate, ok? A me ricordo, mi rimase impresso quando ero al Second City a studiare, che già facevo l'autore, già lavoravo in radio. I compagni di classe mi dissero: ma tu che fai nel mestiere? Io faccio comedy writer, faccio l'autore comico. E lo vedevano perché effettivamente negli esercizi scrivevo bene, scrivevo veloce, c'ero abituato. E mi dissero, ma più di uno mi disse: ma allora perché continui a fare improvvisazione? Come se per loro l'improvvisazione fosse qualcosa che poi ti avrebbe permesso di arrivare al comedy writing e da lì poi basta, il tuo mestiere era essere comico o comedy writing. Invece vedere uno che faceva l'autore e comunque continuava a studiare improvvisazione, per loro era molto strano. Sì, ho avuto questa percezione che all'estero ci sia questa cosa che l'improvvisazione sia un passaggio quasi necessario se vuoi poi iniziare una carriera comica o anche attoriale, cioè sì. passare dall'improvvisazione. Però tu eri a Second City, quindi Sì. a Chicago. Chicago. E quanto tempo sei stato lì? Un'estate, cioè anche meno. Era un mese. master a Second City. Allora, il Second City è molto bello. Il Second City è questa università della commedia, ok? Comedy University, che fa improv, ma non solo, fanno anche comedy writing. E addirittura io lì ho studiato anche musical comedy writing, cioè scrittura musicale comica, non nelle note, ma i testi. E sono molto americani, quindi sono proprio un'università, cioè lavagna, ti spiegano delle cose, però sono utili, è tecnica. E si può andare lì l'estate, ti fai il tuo piano di studi, mandi il tuo curriculum, lasci il rene in acconto e poi riesci ad entrare alcune classi sono molto efficaci, altre classi ti dicono magari tutta roba che in qualche modo già sapevi o cose così, però è una bellissima esperienza perché prendono la comicità molto sul serio, cosa che qui in Italia secondo me è un po' dai e facce ride, lì Sì. è un mestiere. Per cui impari la tecnica e poi il talento capisci, fa vedere se tu quella tecnica la sai applicare bene o se dovresti tornare a vendere il caffè da Starbucks. Allora, in tutto questo, non so se avevi altre cose. No. Allora, in tutto questo, quindi tu ti sei ritrovato a stare nel mondo della comicità improvvisata, cantata, scritta, autoriata per un po' di anni ormai. Sì, parecchio, quasi 20 credo. Ti volevo chiedere, in questi anni, soprattutto dal punto di vista autoriale, hai avuto la percezione che la comicità cambiasse, che le persone che avevi davanti o che ti sentivano in radio o che sentivano quello che scrivevi per la televisione e per la radio cambiassero gusti, o anche hai avuto la percezione che ci fossero cose che prima facevano ridere adesso non fanno più ridere, cose che prima facevano ridere adesso offendono, cioè hai percepito questo cambiamento? Sicuramente sì, nel senso che cose che facevano ridere che adesso offendono sì, perché proprio per motivi meramente tecnici io sono convintissimo che la comicità sia terribilmente soggettiva, no? Tant'è che quando mi è capitato all'inizio di riunione a stare in una sala autori e sentire dei colleghi dire questa cosa non fa ridere, a me mi veniva sempre un po' il prurito, no? Perché dicevo non ti fa ridere, non è che non fa ridere, perché gli ufficiali tedeschi mentre ammazzavano gli ebrei nei campi di concentramento ridevano divertiti a crepapelle, e quella cosa non fa ridere me, immagino, mi auguro, non so Rapone, ma immagino non faccia ridere No, neanche voi, però loro quello. si divertivano, quindi la comicità è sempre terribilmente soggettiva, ed essendo soggettiva è figlia della società, della cultura, di come sei messo tu personalmente in quel momento, di quanto ne sai, per cui è chiaro che cambia in continuazione. È diverso il caso della televisione,
perché la televisione non ha... La comicità è una forma d'arte e tutte le forme d'arte evolvono, che vi piaccia o no, che lo vogliate o no, evolvono tutte. La televisione non ha niente a che vedere con l'arte, la televisione è commercio puro, no? Un mio capoprogetto illuminato mi diceva che il mestiere dell'autore televisivo è cercare di produrre un contenuto che sia tra due spot, nella speranza che meno gente possibile cambi canali, in maniera tale che tanti vedono lo spot A e gli stessi, o meglio più, vedono lo spot B. E questa cosa non ha niente a che vedere, se non pochissimo, con la parte artistica. Quindi se tendenzialmente una cosa funziona, la rifai e la rifai e la rifai finché non funziona più. A quel punto vai nel panico e aspetti che da qualche parte nasca qualcosa che funzioni, nella speranza di poterla rifare fino a che la gente non si stufa, a meno di non trovare, e per fortuna ce ne sono ma pochi, qualche dirigente illuminato che si prende dei rischi. Ma perché? La domanda è: perché lo devono fare? Certo. No? Se rischio e sbaglio se la prenderanno con me, se faccio quello che facevano gli altri in qualche modo me la cavo. Quindi la comicità televisiva credo non cambia, cioè non è che non cambia, si vedono picchi cioè novità ogni 10-15 anni. La comicità reale cambia in continuazione, secondo me. E mi fanno un po' sorridere quelli che dicono ma mo non si può più dire niente perché questa cosa offende e questa cosa no. Per me puoi continuare a dire quello che ti pare, l'importante è che sei consapevole del mondo in cui vivi. Quindi se tu dici quella cosa e sai che tante persone si offenderanno di quella cosa, questo non dà ragione alle persone di offendere, quindi tu quella cosa, cioè scusa, di essere offesi, quindi tu la puoi dire quella cosa, ma te ne assumi la responsabilità, non puoi fare quello di dire io dico quello che mi pare, bla bla bla. Tu sei nel mondo, nel tuo mondo, quindi vuoi scrivere una battuta offensiva, fallo, ma assumiti la responsabilità, perché se non ti rendi conto che quella battuta è offensiva o può esserlo per qualcuno, probabilmente c'è un problema tecnico alle spalle, fermo restando che tutto può essere offensivo praticamente per chiunque, no? Io lo chiamo il lemma dell'uomo affogato in un caffè, la barzelletta più innocua del mondo è un uomo entra in un caffè e splash, se mio papà è morto affogato in un caffè mi offenderà terribilmente quella barzelletta, è un caso limite chiaramente, ma devi essere consapevole di quello che dici. Poi puoi dire quello che ti pare. Jeselnik o Jeselnik, non ho mai capito come si pronuncia. Credo Jeselnik dice delle cose orrende, ma è quello, lui è quello, è il suo stile, ne è consapevole e chi lo va a vedere sa che probabilmente sentirà delle cose da far accapponare la pelle. Chi non vuole sentire quelle cose da far accapponare la pelle non deve sparare a Jeselnik, va a vedere un altro comico che magari è più consono ai suoi gusti, no? E anzi è bello avere Tinti e Rapone che fanno due comicità diverse, perché una volta mi vado ad andare a vedere Tinti, una volta Rapone, poi decido che Rapone mi ha rotto le scatole, divento fan di Tinti, eccetera eccetera. Io trovo meraviglioso quelli che sotto i vostri video commentano è più bravo Montanini, è più bravo Giardina. Ma sono cose diverse, no? È come vedi un quadro di Picasso e dici certo, però Van Gogh gli dà una pista, ma sono due cose diverse, quindi e tra l'altro sei tu che valuti, a me può avere un effetto completamente diverso. Guarda, ti dico, quelli che commentano è più bravo un altro comico sono pochi, però li preferisco perché comunque sono quelle persone che guardano la stand-up e si fanno dei gusti. Il peggio sono quelli che scrivono quando si ride, quando si dovrebbe ridere, dovrebbe far ridere. Tipo, guarda, che credo Stefano volesse... Sì, a me non me lo scrivono, è più bravo questo. No, no. Quando si ride si fa ride perché poi ci stanno le risate, quindi infatti la cosa che volevo fare era mettere tutte il minutaggio in cui si ride, tipo una sfilza di cose, guarda, questi punti qua. Questi punti qua come puoi ascoltare. Esatto. È che la gente va sempre in cerca della battuta, della barzelletta perfetta dei Monty Python, che però proprio perché è uno sketch dei Monty Python evidentemente non può esistere, no? Se c'è una roba, su questo sono d'accordo con Giorgio, su tante cose no, ma su questo sono d'accordo con Montanini quando dice se una cosa fa ridere un bambino di 8 anni e uno dei 45, c'è da qualche parte o è una cosa universale che fa ridere le due fasce d'età o da qualche parte c'è qualcosa che non va. Sì, è vero, le cose per tutti... Cioè, sono difficili, no, sono pochissime. Esistono, ma sono poche e magari non puoi prendere sempre quelle. No. Tipo, quali sono? Così. Quali potrebbero essere le cose che fanno ridere tutti? Una persona che cade. Lo slapstick. Sì, lo slapstick. Però non lo so, perché io quando mi dicono, cioè a me mi piace, però dire Stanley Olio, se lo vedi oggi, dici vabbè. Però Chaplin. A me piacciono. Sì, ma anche perché Stanley Olio quelle gag, quelle dinamiche ormai le conosci. Però per esempio Buster Keaton pure se quello, cioè, comunque, a me mi sono rivisto recentemente, come si chiama
il detective, non so, lui che sta Sherlock dentro un film. Junior. Sì, Sherlock Junior. E comunque bellissimo, cioè proprio Sì, sto sì, in ma estasi, porco Giuda. Io non credo, per esempio, se io ti dico Paperissima, no? Lo slapstick, Sì. puoi trovare Forse quello, tutto un effettivamente. esercito di persone a cui, che non gli fa ridere, ma magari perché se una settimana prima gli è caduto un parente, si è rotto una gamba, e quindi vedere uno che cade e potenzialmente si rompe una gamba non lo trova divertente. Secondo me è molto difficile trovare una cosa che faccia ridere tutti. Sì. Anzi, mi sbilancio e ti dico che non esiste al mondo una cosa che faccia ridere tutti. No, è vero, ci sta, perché lo stesso Paperissima, cioè a me i video della gente che cadeva o degli incidenti dove nessuno si fa male, ci mancherebbe altro, mi facevano ridere un sacco. Poi per esempio quando è arrivato YouTube l'ho esaurita quella carica comica lì, cioè adesso se mi vedo un video di gente che cade, ne ho visti 50.000 quando avevo 13 e 16 anni, e ogni tanto comunque YouTube te li propone, quindi Adesso un po' dovrei dici... fare quella cosa. Ma non hai visto questo? Adesso guarda questo è top, questo lo devi proprio vedere. No, adesso non mi fanno ridere, ma mi impressionano quelli di gente che se cioè gli casca un albero sopra e sto là a fare oddio, bada, che però non è ridere, però pure quello dopo un po'... Però se magari mi guardo- invece fra un po' ti riverrà voglia di vedere quella roba lì, perché ti sei stufato di vedere Louis C.K. e Doug Stanhope che fanno tutte cose, no, intellettuali. Puoi vedere Erga Bibbo che dice stiamo vicini, cioè magari ti andrà quella roba lì. Però roba che fa ridere tutti, non lo so. E secondo me adesso c'è Valerio, no, in onda. Io non so quando andrà in onda questo podcast. Allora, questa puntata andrà in onda venerdì, che tra l'altro mi permetto di dire sarà probabilmente il giorno in cui una volta a settimana andrà in onda Tintoria. Ottimo. Perché così ho da lunedì a giovedì per registrare con l'ospite, poi venerdì la carico e la gente se la sente il weekend. Adesso va in onda Valerio, no? E Sì. Valerio, che io adoro e mi piace molto anche il programma, ma non fa ridere a tutti. No, Mia certo. madre, la prima puntata, che io l'ho pubblicizzata molto, mi ha scritto un messaggio dicendo io non l'ho capito, non ho capito se dovevo ridere e dove dovevo ridere, ma ci sta, perché è una comicità, è una fascia d'età per cui che non è adatta a mia mamma, mentre invece tutta la roba giovane, tutto il pubblico giovane dice Valerio Lundini è un genio, capito? Quindi Infatti io volevo farti una domanda un po' relativa a quest'ultima cosa, cioè visto che tu ormai appunto stai in questo mondo da 20 anni a livello professionale, non hai paura a un certo punto di pensare che il tuo umorismo sta diventando vecchio e che perché adesso magari, cioè comunque con le nuove generazioni, con i social vanno velocissime, Sì. quindi forse anche l'umorismo è velocissimo. E quindi cioè, come ci si tara? Cioè, ci tariamo tra di noi e magari a noi dipende fanno ridere le cose, però poi un 17enne che ci vede... Ma già magari adesso no. le cose che io faccio in radio, un ragazzino di 13 anni neanche alza probabilmente un mezza bocca. Ma secondo me chi scrive senza avere, adesso dirò una roba un po' aggressiva, però chi scrive senza avere chiaro il pubblico per cui scrive non è un bravissimo autore e neanche un bravissimo comico. Nel senso, se tu pensi di poter scrivere il tuo materiale, cioè tu puoi scrivere il tuo materiale e andare in tutti i posti e troverai le serate che fai il buco perché non c'è il pubblico adatto e le serate che la gente con lo stesso identico materiale si spacca. Però tu devi essere un pochino consapevole delle persone per cui scrivi. Se ti invitano a Domenica In, non dico che devi snaturarti e fare viva il Santo Padre, ma probabilmente devi sapere al pubblico a cui stai parlando, rimanendo te stesso, però Sì, sì. aggiustando il tuo materiale. Quindi io quello che farò è, invecchiando, cercherò di capire meglio a chi sto parlando quando mi rivolgo e quando scrivo, ma penso che lo facciate più o meno tutti, no? Se a te ti invitano a un party di bambini di 7 anni, No, certo. io non credo che gli farai le stesse battute che fai alle tue serate di stand-up comedy. Poi probabilmente non ce vai, però per No, dire- però magari dal vivo sì, perché dal vivo comunque se tu devi andare fisicamente in un posto, tu sai dove vai e quindi pensi a come farlo, però proprio in linea più generale, cioè se io devo scrivere un pezzo nuovo, io intanto penso a quello che fa ridere me, però magari mi pongo il problema, questo però se lo vede un adolescente, magari io ho tutti i riferimenti che Certo. magari della mia infanzia comunque, e magari non capisce. Certo. E quindi io ho questo timore di cominciare a fare delle cose da, diciamo, Beh, da però voi boomer. sapete, come comici, sapete che per funzionare dovete sapere un po' di tutto, Sì. no? Nel senso Sì. dovete conoscere un po' la società in cui vivete per poterla in qualche modo criticare o guardare col vostro punto di vista. E non potrete sapere veramente tutto, per cui da qualche parte qualcuno rimarrà fuori dalla vostra
dalla vostra opera, ma veramente comici super popolari. Se pensate al comico più popolare, pensiamo a, che ne so, non il più popolare, però uno dei più popolari, Fantozzi, c'è tutta una fascia di persone che non hanno mai riso con Fantozzi, perché empatizzavano col personaggio e non lo trovavano minimamente divertente. E non è che quello non lo rende comico, rimane comico, è semplicemente che non lo trova comico un po' di gente. Quindi quando invecchi aggiusterai quello che scrivi e capirai che pubblico, che pubblico hai davanti. Una cosa che dico un po' paura è che non so se è veramente è un periodo in cui, appunto, quello in cui viviamo, in cui le cose vanno troppo veloci. Perché io mi ricordo, quando vedevamo George Carlin, che era ancora vivo, mi sa, quando lo Carlin iniziamo a non è- vedere. non è Non mi Sì, ha molto- fatto comunque- Dogma, e quindi Dogma è un film relativamente recente. E io vedevo gli spettacoli e comunque per me erano attuali, perché parlava di cose universali e io che avevo comunque 50 anni di differenza da lui, lo trovavo attuale. Già adesso, se vedo alcuni comici che hanno sui 50 anni, ma anche un Seinfeld o un Louis C.K. per dire, ogni tanto vedo che c'è qualcosa che c'è un po' di distacco rispetto, cioè c'è più distacco adesso Certo. rispetto a quando c'era, E ce ne sarà c'era probabilmente. Carlin. Ma ragazzi, voi avete mai visto un video di uno youtuber, Luis Sal? Sì. Non ho mai visto un video, Vi però. fa ridere? Guarda, a me, cioè io quando l'ho visto qualcuno e mi sembrava, cioè mi intratteneva comunque. Capisci perché è divertente, capisci perché il suo pubblico lo apprezza, ma non è la tua tazza di tè. Cioè non è, è come quando è come per me guardare, no, non faccio nomi perché qualcuno ci rimane male, però vedo un comico, capisco perché è divertente, magari tecnicamente capisci, qui è uscita male, questa la poteva scrivere meglio proprio per tecnica, ma poi non è non è la tua tazza di tè, non ti sorprende, non sono quei differimenti che piacciono a te, no? E non c'è niente di male, non è che lui è scarso perché io non rido, cioè lui è scarso magari perché tecnicamente non la fa benissimo, però non è funzione del fatto che io personalmente rida o no. Possiamo valutare se ride la massa attorno a me e quindi questo vuol dire quanto più o meno lui è riuscito a intercettare un ampio numero di persone, però la ricerca del far ridere tutti secondo me è proprio sbagliata anche artisticamente, anche comicamente, non ci riuscirai, è meglio che capisci che Sì. cosa sei tu e a chi parli tu. E poi piano piano provi magari ad allargare un po', a dire mo voglio fare un pezzo per i bambini per vedere se sono in grado, per cercare di sperimentare un po', no? Guardate quello che è successo a Zalone. Ha fatto un film, il penultimo, non l'ultimo, ha fatto un film che faceva che tanta gente ha riso, non tutti, ma tanta gente ha riso ed è stato super popolare, e poi ha detto mo provo a fare una cosa un pochino diversa, rischiando, e se l'è presa un pochino in faccia, poi ha guadagnato sempre più di noi tre messi insieme moltiplicati per 100 anni, però comunque Sì, si è beccato anche le critiche che nei film prima non si era beccato. devi scrivere sapendo più o meno a chi stai parlando e ogni tanto prendendo dei rischi e provando ad allargare un po'. Secondo me, poi ripeto, non è la legge, è l'idea che ho. Sono d'accordo e la condivido. Io a questo punto parlerei anche di un'altra mia curiosità. Tu hai creato, magari neanche li so tutti, però una cosa che hai fatto come lavoro appunto è segretario, giudice / notaio di giochi quiz. Sì. Che immagino, non lo so, però immagino che tu abbia anche scritto questi giochi. Sì. Ecco, questa cosa di scrivere i giochi, a parte che la prima... penso, data comedy show, hasta la lista di cui sono campione in carica per sempre. È vero? No, aspetta, io qua il vero campione sono io, e poi purtroppo quella puntata è stata Faremo la sfida macerata. Cubani, Tinti, Rapone, un trio strano per vedere chi Guardate, per quanto mi riguarda, io ho battuto il campione in carica Cupani, perché se guardate tutte le puntate che ci sono state, Cupani era ancora il campione in Fabbri, carica. scusa? Non, Come mai non c'era più Fabbri? non si è presentato. Perché? Sconfitto, l'ha squalificato la UEFA. Esatto. All'antidoping hanno squalificato Fabbri. Quindi Si io dice che così, sono va campione bene. eterno di Hasta la lista e anche Zero e Lode. Sì. Zero e Lode che tra l'altro io vidi. Ti piaceva? Mi piaceva. Bravissimo, E questa era la risposta esatta. Sì, Sì. anch'io lo vedevo e mia madre era grandissima fan, non se ne perdeva No, una esatto, io puntata, l'ho mi ricordo. visto quello tra l'altro nel modo giusto, cioè l'ho visto in televisione mentre cenavo a casa di amici, ero con i genitori, quindi stavamo là, che è il modo giusto Sì, di vedere, certo. cioè quello è proprio pensato per Certo. quello, cioè la famiglia che mentre cena si vede quello. E l'ho trovato molto figo. E guardando Zero e Lode ho pensato a
questa cosa di scrivere i giochi, da dove ti viene e se ci sono giochi a cui ti piace giocare particolarmente e insomma la tua vita da giocatore in generale, perché guardando Zero e Lode c'era un meccanismo che adesso non mi ricordo esattamente qual era, però che mi ricordava Dixit, cioè non tutti e non nessuno. Esatto, sì. E quella roba ho pensato, vedi, questa non è la stessa cosa, però ho pensato ci riconosco altri giochi in questo gioco. Tu da che giochi vieni per scrivere giochi? Allora, Come ti è venuta Zero la e cosa Lode di intanto è un scrivere giochi? format straniero, no? Inglese, si chiama Pointless, Ok. che sta sulla BBC e quindi è stato importato da Endemol e abbiamo cercato il conduttore. Io poi come nei film ho fatto il provino da zerologo, ma solo per fare da spalla a tutti i vari conduttori provinati, e alla fine mi hanno detto vabbè, ma a sto punto fallo tu, no? Hanno preso me e quindi vabbè, ho detto va bene, lo faccio volentieri, e quindi non ho scritto io il gioco, però ho scritto le domande e ce lo siamo molto personalizzato rispetto alla versione inglese che è un po' più rigidina. Io sono un giocatore, gioco da tavolo e ho tipo 400-500 giochi da tavolo a casa, per cui mi piace proprio giocare. In realtà mi piace più spiegare il gioco, intrattenere, risolvere degli enigmi, queste cose qua mi diverte sempre moltissimo. E non è lontano dal comico, risolvere, la comicità è risolvere un enigma fondamentalmente, per cui quelle cose mi divertono molto. E a me fondamentalmente piace intrattenere le persone, che sia con la comicità, che sia con il gioco, che sia con tutti a casa, che sia con le minchiate, comunque mi piace quella roba lì e quindi il gioco sono una di queste forme. E gioco meno di quanto vorrei, ma mi piacerebbe un sacco giocare. Sono contento che ti sia piaciuto Zero e Lode, perché non lo rifaremo mai più, credo, a questo punto, visto che sono passati 3 anni dopo il successo, ma siamo lì pronti a rifarlo. Però ecco, il mio passato è proprio quello di essere io giocatore per primo e di stuzzicarmi a dire riesci a risolvere questo indovinello? Cercare di creare indovinelli, creare giochi. A me piace l'enigmistica, mi piace tutto quel... Però ho notato che non è raro, molti comici sono giocatori, così come molti improvvisatori sono giocatori, sono enigmisti. Ci deve essere qualcosa, secondo me, che ha a che fare con il nasconderti la soluzione per poi mostrartela al momento giusto, al posto giusto, e da comico ti faccio ridere perché è sorprendente il giusto, da scrittore di quiz non ti faccio ridere perché non è comica, ma ti faccio fare ah certo, cazzo. Però capita che esistano quiz che fanno ridere, no? La cui soluzione, se io ti dico, io col trio facciamo umorismo da cucciolone in radio, che sono battute brutte, giochi di parole orrendi, di cui io dico la premessa e loro devono dire la chiusa. Essendo giochi di parole, sono enigmi. Cosa fa un'Alice dopo la doccia? Dunque un'Alice, allora loro cominciano a fare Salicia, s'asciuga e ci arrivano, ok? Quindi hanno sia risolto l'enigma e sia hanno ottenuto la parte comica. La risata se n'è andata perché il tempo comico è probabilmente tutto sbagliato, però la base è più o meno la stessa. Sì. Ok, beh, figa sta cosa, sì, penso allo Sgargabonzi, però bella la cosa che hai detto. Beh, ma quando voi scrivete una battuta, quello fate, no? No, che la comicità è risolvere un enigma è sempre molto, molto bello. Tant'è che se ti do la soluzione dell'enigma, ma tu non la capisci, non capisci la battuta, no? Vero. Se io ti do la soluzione dell'enigma e l'enigma è troppo facile, la soluzione la trovi subito, la battuta è telefonata e non ridi, quindi certo, sono cose molto... Bella, mi piace questa cosa della comicità, me la segno. Questa cosa qua che dici, mi piace intrattenere, mi piace fare giochi, mi piace spiegare giochi, si collega a una cosa di cui parlavo con Stefano prima, cioè che tu hai se posso usare il termine, una tendenza al mecenatismo, nel senso che... Questo l'ha detto Stefano, però... Sono un coglione, questo stai dicendo? No, il contrario. Cioè che effettivamente in un sacco di progetti che fai, tu fai cose che coinvolgono altre persone e l'esempio più calzante appunto è che durante il lockdown tutti quanti, io compreso, ci siamo messi a fare le nostre dirette, le nostre cose, i nostri collegamenti, però tu ti sei messo là con Francesco De Carlo e avete fatto tutti a casa, che è una cosa molto coinvolgente non solo per gli ospiti ma anche per il pubblico. Tu non solo crei queste cose dove puoi coinvolgere tante persone, ma anche dove tu sei un po' tirato fuori, cioè appunto sei un po' nel ruolo di giudice notaio o Stai dicendo perché? Questa cosa è interessante. Però si va sul filosofico. Va non so benissimo. se però è una cosa, no, io dicevo che è una cosa positiva perché comunque certo, sia noi, forse anche per deformazione come stand-up comedian, diciamo così,
Siamo più lupi solitari. siamo soli e quindi tendiamo a fare cose in cui ci siamo noi e poi al massimo c'è un ospite o comunque qualcos'altro, ma siamo noi che teniamo banco in qualche modo. Invece tu fai questa cosa in cui è più corale, diciamo, e aiuti anche a esaltare gli altri. Quindi Allora, stiamo andando sul filosofico. Vai. Si può parlare di morte? sì, Si può parlare di morte. Anzi, Allora, qualche anno fa mi sono chiesto quale fosse, una cosa che facciamo tutti, il senso della vita. Banalmente, reggetevi forte. No, ovviamente non ho una domanda su questo, non ho una risposta su questo. Immagino Sarebbe che non stato ce l'abbia- bellissimo non se ce l'abbia tu nessuno. qui a stato. Tintoria Però mi sono domandato, è molto improbabile, cioè quando io muoio rimarrà il ricordo in qualcuno, in chi più o chi meno, ma poi muoio, non è rimasto niente. Quindi mi sono provato a domandare se il senso della vita di una persona sia l'impatto positivo che può avere sulle altre persone, ok? Per far sì che quando quella persona non ci sarà più, l'impatto su quella persona ha cambiato effettivamente la vita delle altre persone in maniera positiva, cercando di fare una cosa bella per gli altri, no? E mi sono domandato, sarebbe figo se tutti facessimo questo, cioè se tutti effettivamente provassimo a dare un impatto positivo, a sostenere una persona piuttosto che a mandarla in merda. E ho detto, certo, è facile, però intanto comincio io. Tanto gli altri non lo faranno probabilmente, lo faranno in pochi. Intanto io comincio, tanto che cacchio me ne frega. Alla fine, con me stesso sto abbastanza bene. Il lavoro ce l'ho, quindi se posso dire questa persona penso sia brava, sia un talento, mostriamola, facciamola vedere, avere un impatto positivo sulla sua vita, mi diverte. Così quando, che potrebbe essere stasera alle 6, non ci sarò più, all'ultimo secondo dirò, vabbè, comunque nella mia vita ho fatto questo, ho fatto fare a altre persone che continueranno a fare delle cose belle. Quindi è influenza, so, sembra un discorso filosofico, No, ma no, vedete no. regge forte perché me l'avete chiesto. Quindi Vai, è vai. fare avere un impatto positivo sulle altre persone sperando che loro poi lo abbiano su altre persone in maniera tale da cambiare piccolissimamente anche il mondo. bello, è molto bella questa cosa. molto Basta. bello. Questa No, va benissimo. Tagliala poi questa roba qui, rimetti No, quella no, della beh. SIAE prima. De prima. Do- No, adesso sembra 2 volte la SIAE, sembra metti. veramente una cosa gandiana de pace. Però alla fine io mi diverto molto. Ecco, forse la cosa che manca in questo processo è che c'è anche una componente di egoismo, non è solo altruismo. Ma Io mi certo. diverto molto nel farlo. Mi diverto a fare da spalla a De Carlo o da spalla, anche perché poi di mio mi posso divertire anche a menare, tra virgolette, a Francesco quando ne ho l'opportunità. Certo. Però non mi creo problemi a stare di lato, anzi personalmente mi diverte. Cioè, avevi già questa tendenza e poi ti sei chiesto questa cosa del senso della vita e comunque già avevi una tendenza da... Nasce dall'improvvisazione, credo, Ok. fondamentalmente, perché l'improvvisazione ti insegna, almeno quella che diciamo diverte e piace a noi, alla mia compagnia, a dare luce al tuo partner, cioè cerca sempre in scena di essere il miglior partner possibile con cui improvvisare. Ed è chiaro che se accentri tutto su di te e dici guardate me, sono io il più figo, sono io il più bello del mondo, il tuo partner che sarà in scena dirà sempre ci sono anch'io. Invece quello che io farò è, per abitudine da improvvisazione, è sempre dire guardate lui perché è lui il più figo del mondo. Se poi lui farà lo stesso con me saremo fighi entrambi, se no confucianamente ti dico vabbè, non mi aspetto nulla e non sarò deluso, però do luce a lui. E in questo ti aiuta un botto l'improvvisazione. In altre parole, noi diciamo, quando si improvvisa in gruppo, ai nostri allievi noi diciamo sei stato il migliore improvvisatore della serata se il pubblico è convinto che sia stato un altro. Quindi se tu hai lavorato affinché un altro brillasse particolarmente. Siccome dall'improvvisazione ti porta questo, ho capito, ma anche professionalmente lo posso fare, quindi se mi posso mettere a servizio per far brillare altre persone, probabilmente brillerò anch'io per servire. Vedi che bello, che Questa è la anche- grande differenza tra la stand-up e l'improvvisazione, È che vero. noi che comunque sia ci supportiamo, appunto, siamo un gruppo di comici che sta tutti in fissa con gli altri, se lui ha un botto di pubblico io sono contento e viceversa, è così per la maggior parte dei comici, però comunque sia, se c'è una serata multipla, poi noi dietro le quinte diciamo il più bravo sono stato io, cioè comunque nominiamo vero, è sempre vero. il più bravo ed è un momento abbastanza di tensione amica, però non è tipo sei stato bravo se un altro, se il pubblico Sì, dice però sei la stato un altro domanda che più vi bravo. faccio, allora ve la faccio io la domanda stronza da intervistatore Vai. rovescio.
Come fate a valutare qual è il comico più bravo? Chi ha preso più risate? Ma se io vado sul palco e mi tiro giù i pantaloni e mi infilo cose nel sedere, saresti il più no, bravo con grande però, distacco. però in quel caso, vabbè, così è facile. No. Appunto, come fai a valutare chi è più bravo? Infatti è una valutazione molto Ma scherzosa e amichevole. Infatti lo valutiamo, però in cuor nostro diciamo, però sono stato più bravo io. Un po' nasce da quello, no? Nel senso, io posso valutare tecnicamente se Tinti dice meglio le battute rispetto a Rapone o Rapone le dice meglio dei Tinti, però poi non è che le valuto in base al numero delle risate, perché No, certo. No, chiaro. ma stavo per dire una roba che avresti poi dovuto tagliare. Stavo per dire la cosa comica più d'Italia è, e poi No, infatti. denigrandola, e non bisogna farlo. No, poi avrei bippato e ci avrei messo sopra qualcos'altro. Striscia Tanto- notizia. tanto- No, ho sbagliato, ci ho montato una cosa sbagliata. Tanto ormai qua le censure. Tanto ormai. Oh, siccome quella cosa che ho detto prima era un pochino troppo buona, quella cosa della luce, taglio la gola ai gattini cuccioli. Volevo dire questa cosa per cercare nel tempo libero lo faccio. Gliel'ho visto mercoledì- fare più volte. Nel tempo quindi- libero. Il mercoledì mattina, tra l'altro, per quindi bilanciare. poche ore fa. Va bene, no, invece sono stato... Però è bella questa cosa, che comunque nasce dalla formazione anche professionale, cioè noi appunto come comici siamo soli sul palco e quindi Dobbiamo essere necessariamente noi Pensiamo- i più bravi, se siamo da soli, devi essere Sì, tu no, poi quello ovviamente se c'è qualcuno bravo è ovvio gli diamo spazio, magari gli facciamo faccia anche per dire a Piero Le Fu quando facevamo le serate, se c'era uno che è anche giovane che pensavamo può essere bravo gli davamo spazio eccetera, però è comunque più un percorso individuale il nostro, invece effettivamente se tu fai improvvisazione con tanta gente devi collaborare sul palco e quindi Per forza. ha senso questa Però dai, questa anche cosa. nel mondo della stand-up comedy adesso si cominciano a vedere gruppi di persone No, che sì. si cercano. A me sorprende molto quando vedo comici che sponsorizzano altri comici, no? Perché comunque è un buon segnale, vuol dire che Sì. state un po' seppellendo l'ascia di No, guerra. ma devo dire in realtà, cioè, la nostra generazione principalmente non ha avuto questi conflitti che magari sono stati in quella precedente, quindi in linea generale Guarda, forse in realtà in quella dopo la nostra ci sono più conflitti. Ah, sì? stranamente sì. Sì, Chissà ci come sono un mai. po' più, non lo so, però forse sai perché? Perché ci sono più soldi di quando abbiamo iniziato noi. Ma cioè, Sì, beh, quando abbiamo si iniziato parla noi non sempre c'erano. si parla sempre dei spicci Sì, comunque, sì, questi però- Quindi voi più mi state soldi. dicendo che ci sono soldi nella stand-up comedy? Guarda, se vuoi venire c'è una fetta anche per te. Se ti devi pagare la benzina al motorino, ce n'è per Cioè, tutti. magari ci Interessante. fossero No, però rispetto a quando abbiamo iniziato noi, che veramente, cioè, sì, però non c'era è, cioè, niente. ma non Adesso- penso siano i soldi, secondo me è più No, una non questione, è- forse sai che è forse più l'immagine. Sai che sì, non ci stanno i soldi, ci stanno i follower. Prima non ci stavano forse è manco quello. quelli, mo ci stanno i E poi follower. c'è un altro enorme rischio, secondo me, che è il rischio Zelig, cioè quello del motore commerciale. Sì. Cioè, adesso sicuramente qualcuno si incazzerà, ma quando è nato Zelig c'è stato tutto il primo periodo di Zelig in cui sul palco saliva gente con le palle fumanti, no? Alle Franze, gente che aveva fatto Thea Forest, gente che aveva Sì, avuto sì, un sì. sacco di esperienza, per cui sapeva cosa fare e poteva produrre materiale. Poi a un certo punto quel processo ha cominciato a macinare carne e venivano presi comici con un pezzo, buttati fai quello, e poi loro si sentivano Gesù perché milioni di persone ridevano, li conoscevano per strada, però non avevano niente, no? E quindi il rischio è un po' quello lì, che se la stand-up comedy diventa motore commerciale di qualcosa, allora giovani ragazzi dicono: ah, tu sei stand-up comedian, sei l'uomo del momento, vai sul palco, ma non hai alle spalle l'esperienza per fare questa cosa. Io vedo molti giovani comedian e non si sono fatti ancora le domande base della comicità e della stand-up comedy, no? Per cui vanno, dicono: ah, sono andato su Comedy Central, ho fatto il mio pezzo, però poi non hai la gavetta, no, gavetta è un termine brutto, non vuol dire niente, però le serate nei locali, questi posti qua per farti le spalle. Il rischio è che sparisci. Sì, è pure vero che mezzo poi secondo. se è così poi comunque ti confronti per forza di cose con la realtà e vedi che non regge. Però forse questa caducità probabilmente porta un po' più di tensione, Sì, no? forse- sì, eh, sì, sì. Forse Cioè, è più l'illusione del fatto che Esatto. potresti arrivare facilmente poi alla fine. Magari sì. Quello sì, quello probabilmente è quello. L'idea Non lo so. che sia facile, sia un percorso che magari se hai un piccolo successo iniziale pensi ok, allora sono già lì, e poi invece non sei lì e pensi ma questi altri stanno qua e allora mortacci loro. Sì, Può diciamo, darsi possiamo sia dire quello. che un po' forse ce l'abbiamo avuta anche noi questa cosa inizialmente, cioè non così siamo arrivati, però Beh, perché io appena iniziato, tipo un anno dopo, stavo su Comedy Central, però
la differenza secondo me è che prima, quando ne abbiamo iniziato, è arrivato Comedy Central a farci fare quella cosa, prima di tutto ci pagava poco, quindi nel senso dice ok, mo ho fatto questo, fra un anno lo rifaccio e ho guadagnato 2 monete. E poi però non c'erano i locali dove fare stand up, nessuno sapeva cos'era la stand up, c'era veramente solo l'Oppio Caffè e poi a Milano è nata un'altra cosa, quindi poi ci siamo dovuti mettere a creare locali, creare le connessioni, creare le cose. Un ragazzo, una ragazza che adesso si approccia alla stand up comedy e fa Comedy Central e viene pagato 2 soldi perché il monologo quindi non è vero che ci sono i soldi non ci sono i soldi, assolutamente perché no. il monologo iniziale su Comedy Central la prima volta che lo fai, se fai 5 minuti non viene pagato tanto Ma guarda, neanche se ne fa. Neanche se Lo ne fai fai dopo tanti, però qualche anno. insomma, esatto, lo shot iniziale è quello che è. E però poi dice ok, ho fatto questo e posso andare a Bologna, a Milano, a Napoli, a Torino, a Venezia, a Vicenza, forse sì. a Padova, e ci sono 1 miliardo di locali che provano a fare stand up, che poi magari non te vogliono solo perché hai fatto 5 minuti su Comedy Central e perché uno spettacolo di un'ora non ce l'hai e quindi giustamente quelli non ti vogliono, però c'hai una possibilità che noi non avevamo, quindi eravamo necessariamente un po' più umili perché diciamo ho fatto Comedy Central, però sempre all'Oppio Caffè mi esibisco perché non ci stanno altre cose. Certo, e ovviamente con questo non voglio dire che sia un giovane stand-up comedian o poi sia in esperienza comedy, gli propone di fare un monologo, devono dire no, non No, è no, abbastanza no, carino. andate. Ci mancherebbe altro, però proprio perché siete andati scrivete adesso il doppio, andate a fare il triplo degli open mic, cioè certo. spaccatevi proprio di roba, proprio perché siete andati su Comedy Central e quindi ci sono delle possibilità, invece il rischio è che ok, sono andato su Comedy Central, c'ho quel pezzo, faccio variazioni di quel pezzo all'infinito e poi dopo un po' sei sparito. No, infatti, è vero. Allora, io adesso passerei alle domande al pubblico, perché comunque abbiamo fatto 1 ora e 5, perché il tempo vola quando ci si diverte. Però prima ho una domanda. Allora, io, Tintoria è sempre stato il podcast della legalizzazione. Lo so. Però la domanda che ne pensi della legalizzazione è una domanda noiosa e formulata male. Sì. Quindi la domanda invece che faccio all'ospite è: che rapporto hai con la marijuana? Zero. Ok. Zero. Non ho mai fumato neanche una sigaretta, sono una persona noiosissima. Perché? Perché sono profondamente ipocondriaco e quindi ho paura che mi faccia male in qualche modo. Che tra l'altro una paura consolidata, fa male fumare e quindi Ma è corretto, paura è lo stesso corretta. motivo, io ti giuro, mia madre non ci crede, no? E non ci credono molti di quelli che lavorano con me perché mi vedono lavorare un sacco e nel mondo gira la cocaina o la droga, no? Per cui questo si fa. Ma io mai fatto neanche una sigaretta. L'unica cosa che ho fumato è stato un narghilè in un ristorante e già ero un po' in paranoia per fumo freddo, come si dice. Ma ho paura che mi faccia male. Poi dice anche l'alcol fa male, però lì la paura è meno, non lo so perché. Perché sei Ho determinato. paura, forse c'ho un problema con i polmoni proprio, non lo so. Beh, può essere E non comunque. col fegato. Stimo più i polmoni che il fegato, forse è questo. I polmoni li ritengo più importanti del ecco. mio fegato. Forse adesso ho realizzato Frasi questa cosa. buoniste prima e poi organi di classe A, organi Esatto, di classe B. bravissimo. Questo. La cistifellea mi sta sui coglioni, spero me la tolgano. Allora, Anche io una domanda dal pubblico. Vai, la vai. faccio adesso o la facciamo dopo? no, falla adesso. La Io faccio intanto adesso. apro È una- Instagram. È come una si suol dire. curiosità. Tu, visto che fai la radio alle 4 del mattino Sì, praticamente, beh, devi alzare. adesso è un po' più tardi, Un po' però più sì, tardi. dalle 7 alle 9. Fai le serate e lavori, io mi ricordo anche lavoravi in radio e a CCN, quindi 2 programmi e in più facevi tutte le serate, eccetera. Sì. Quanto dormi ogni notte? La domanda è seria? Sì. Ok, più o meno 4 ore e mezza a notte. Questo è il mio, infatti morirò, penso, entro 6 Ma mesi. tu dormi 4 ore e mezza a notte spontaneamente oppure No, tu ogni mattina ti abbastanza svegli facendo spontaneo. no? Abbastanza spontaneamente, devo dire la Cazzo. verità. Però è abitudine, io per 11 anni ho fatto questo è l'11° anno in cui la sveglia è sempre alle 5 e mezza, quindi tra le 4 e le 5 ore via dormi. E poi non ridormi il pomeriggio? Certo, Ah, no, poi, ok. poi ho preso l'abitudine che se adesso io mi metto qua, così, in 30 secondi dormo per quello che vuoi tu. Allora questo lo apprezzo tantissimo. Io pure sono per la formula doppio sonno. Io faccio 6 più 1 di solito, 6 e mezzo più 1, cioè 6 e mezzo la notte e 1 il pomeriggio. Sì. E quindi il pomeriggio Però, poi... io però io Pomeriggio dormo un pochino, se io riesco dormo, se non riesco magari vado a dormire un po' prima nella speranza, ma tanto ormai mi sveglio sempre alle 5 e mezza anche il sabato e la domenica, più o meno, insomma. a meno che sì, non lo perché faccia. una volta che lo e non fai- ti costringe a stare a letto dopo che ti svegli alle 5 e mezza la domenica, per dire? Sì, sì, mi succede, mi Ah, sveglio ok. alle 5 e mezza, dico, è domenica mi rimetto a dormire. Come ti ho detto, io dormo Ok. ho una capacità di addormentarmi in 5 minuti ovunque, quindi quello non c'è problema. Però non ti pesa, oppure...
A Oppure me sì? personalmente no, al mio corpo credo sì, che Ok. mi sta già mandando dei segnali. Secondo me fra 6 mesi questa intervista avrà molto più Avrà valore. molto più valore. Ok. Questa è una lancia Quindi dell'ultimo sappiamo periodo. fegato E polmoni, esatto. poco sonno, potrebbe essere, ok. In Allora, caso medici in ascolto, dateci consigli nei commenti. Fate l'autopsia in streaming. vado con alcune domande. La prima che mi hanno fatto in 5.000 e Sì. così quando ritorna tutti a casa? Mai. No, non è vero mai, non lo so. È stata un'esperienza fighissima, lo sapete anche voi, ci siamo Bellissima. divertiti. Il lockdown è stato per noi che abbiamo avuto questa fortuna più rilassante che per altri che invece se la sono vissuta male. Siamo felici di aver avuto un impatto positivo, tanto per dire quello che dicevo, su tante persone. E speriamo il lockdown, ve lo dico proprio col cuore, non torni mai. Mai. Perché sono sinceramente preoccupato, sarei sinceramente preoccupato, cioè secondo me sarebbe un disastro sotto, sono un po' ansioso, una persona ansiosa di mio, però sarebbe secondo me un disastro sotto tutti i punti di vista. Tra l'altro se tornasse il lockdown e rifacessimo tutti a casa, secondo me ci sarebbe un'atmosfera diversa, quindi magari poi lo rifaremo, dovesse tornare il lockdown, ma ci sarebbe un'atmosfera diversa, meno, capito, un po' meno cazzona, saremmo tutti un po' più preoccupati. Viceversa, se fate i bravi e non fate tornare il lockdown, è possibile che magari tutti a casa in appuntamenti lo faremo, ma perché dietro c'è un concetto, secondo me, che a me a Francesco stimola tanto, che è quello di provare a saltare una volta, una tanto, l'editore, cioè essere noi gli editori di noi stessi. E questo si collega a un'altra domanda che Magari. facevano, che era una domanda che faranno in molti. Un tutti a casa televisivo, secondo te, è fattibile? Sì, secondo me è fattibilissimo, chiaramente c'è un editore, quindi l'editore fa il suo mestiere, che è quello di decidere cosa può andare in onda. In tutti a casa in versione YouTube l'editore eravamo io e Francesco, quindi decidevamo noi, e se ci andava ad avere Mario Monti provavamo ad avere Mario Monti, e se ci andava ad avere Geggia avevamo Geggia. Probabilmente su tutti a casa più istituzionale Mario Monti e Geggia nella stessa puntata non l'avresti avuto, ma neanche Mario Monti l'avrebbero detto ma è un politico, ma siete sicuri, ma che ci sta a fa, no? Invece noi ci siamo divertiti ad averlo, Certo. perché ha fatto tutti troppo frizzati con noi. Sì. Quindi ci sarebbe, ma ci potrebbe essere, ma sarebbe sicuramente probabilmente diverso, magari migliore per altri versi o peggiori per altri. Però questa cosa di saltare l'editore, più vedo youtuber che ci riescono e più dico ma guarda che mi sto a perdere pure il momento in cui gli In cui youtuber finalmente diventano editori e riescono a Ma campare di youtuber questo. editori, ma sempre su YouTube oppure Sì, in sì, Editori certo, di se YouTube è un stessi, editore diciamo. Sì, sì. che chiaramente ha dei controlli, ma ragazzi, se siete preoccupati della censura, non della censura, del controllo editoriale su YouTube, No, vuol beh. dire che non avete ben idea di quale sia il controllo editoriale In su altri televisione, media. sì. Non parlo di censura, perché Sì, sì, a me sì. personalmente non hanno praticamente mai censurato nulla, è una questione di controllo editoriale, cioè tu autore ti adegui a quello che l'editore vuole per la sua... Se pensi per il che suo si è prodotto. abbattuta la censura sulla puntata scorsa con Lundini e Tiberia. Cioè, Ma sai che me l'hanno detto? Però mi hanno detto, me l'ha detto Chiara Galeazzi, che salutiamo, che è stato tagliato un pezzo e che io non ho ancora sentito la puntata con Lundini e che chissà cosa diceva Valerio in quel pezzo. E quindi adesso, finita questa puntata, me lo direte. va bene, Che poi vediamo se che- la censura ci permette di... Che Perché... poi in realtà non è diverso da quello che diceva dopo, mi sa, secondo No, me. no, in realtà c'erano Sì, un po'... ah, c'erano ok. degli exploit che la censura italiana ha detto che non andava bene. Ah, ok. Poi vogliono sapere, sono meglio le pesche pelose o quelle depilate? Quelle depilate tutta la vita, quelle pelose non le mangio, cioè le mangio, ma mi fanno... Vedi? Un po' sessista questa risposta, se posso È dire. pesca shaming, dici? Secondo me sì. Pitch Pitch shaming. Quanto è bella Terni, Ciccio? Forza Fere. No. Allora, Terni non è, secondo me, una bellissima città. Dai, sarebbe ipocrita dire che Terni è bella come Roma o come Parigi. Terni è una città alla quale sono incredibilmente legato e che ha dei posti belli, ma che Terni è una città operaia, industriale, quindi è una città di provincia, in cui si vive benissimo sotto i 18 e sopra i 60, secondo me, forse anche i 50. Lì in mezzo, secondo me, un pochino te mori dei pizzichi, non è che ti dia molte alternative. Ma io sono convinto che gli amici ternani, dopo aver sentito questo messaggio ispirazionale, cambieranno la città e la renderanno piena di opportunità per chi sta tra i 18 Perché e i 50. comunque quest'anno hai scritto e mandato Sì, lo uno spot, sull'Umbria, sull'Umbria. che ho scritto in un quarto d'ora e non gli davo una lira, è diventata invece- forse la cosa più virale. Forza Fere invece sono molto d'accordo. E che cos'è? È la Ternana. La Ternana è Fere? Fere.
Perché ferie? Allora, significa bestia in Ah, ok. latino, siccome il simbolo sì. di Terni è un drago. Infatti mi ricordavo quindi che c'era un drago. Fera. Ma ti racconto questo aneddoto e tu sei calciofilo, quindi ti farà piacere. Sì, Paolo Di Canio, certo, che salutiamo. che è stato, salutiamo, Salutiamo. che è stato anche a Terni a giocare, Sì. mi raccontò una volta, che incrociandolo a Terni, che aveva convinto un suo compagno di squadra che il popolo operaio di Terni urlasse ferie, perché voleva le vacanze per i grandi lavoratori, e quindi convinse questa persona ad andare sotto la curva a urlare ferie, mentre Stupendo. tutti urlavano in realtà ferie. Ferie. Per un'altra roba. Qui torna questa cosa che i fascisti sono simpatici. I fascisti sono simpatici, è vero, si può dare il fascista. A chi fascista si dichiara. Poi mi chiedono quale battuta ancora non ti hanno fatta legata al tuo cognome. Lancia. Eh. Spezzo una lancia, troppe me ne hanno fatte, non lo so. Rapone, sei tu l'esperto in battute. Ma in cognomi pensavo, visto Sì. anche il mio cognome, no, che non hanno mai fatto a lancia. Dice che te l'hanno già Una fatte figlia tutte. che si chiama Tema, Y, tutte le cose delle vedi macchine. che bello, io tutte Sì, queste non sì, le avevo pensate. sì. Poi A lancia meccanica. Esatto, L'hanno L fatta? apostrofo ancia, da clarinetto, capito? Giusto. Lancia con la pancia. Beh, ce ne sono parecchie, quindi è stato un bel calvario. C'è stato un beep. Sì, penso sia la GoPro che è morta. Vabbè, c'è quella di quindi riserva, fortunatamente. andrà avanti con quella telecamera là. Esatto. Poi chiedono Zero e Lode, che tu già hai detto prima sarebbe, cioè siete pronti per rifarlo, però Sì. dice, ma secondo te sarebbe possibile farlo in versione radiofonica? No, secondo me no, diventa... Oddio. No, non credo, sarebbe difficile. Potrebbe essere possibile farlo in versione online. Se qualcuno fosse in ascolto, potrebbe Se qualche editore youtuber potrebbe essere interessante. fosse in ascolto. E poi qua invece abbiamo detto insomma la passione per il gioco con la comicità, ma chiedono, più o meno è l'ultima perché poi molte si sovrappongono, quanto ti è servita l'informatica e l'essere nerd, cito, nella comicità? Secondo Nerd me- tra virgolette l'hanno scritto. Secondo me tanto per metodologia, nel senso che ebbi una discussione tempo fa con Paolo Cananzi, che salutiamo, che è uno storico, autore anche di CCN, bravissimo, secondo me, formidabile, sull'algoritmicità della comicità, cioè se un giorno sarà possibile che un'intelligenza artificiale faccia battute, ok? E l'idea che mi sono fatta è che sì, sarà possibile brutte, cioè battute brutte, secondo me, battute banali, scontate, ma sarà possibile, perché alla fine fare il processo, fare informatica, cioè fare comicità significa, anzi no, fare comicità significa molto di più, ma fare una battuta significa prendere cose legate tra loro, cercando di non mostrare il legame al pubblico e svelarglielo solo all'ultimo, no? È come l'esempio più famoso è quello dello scolapasta in chiesa, no? Che è un'immagine comica perché ti domandi che ci fa uno scolapasta in chiesa, ma di per sé non hai risolto l'enigma. Quando spieghi perché c'è uno scolapasta in chiesa, se riesci a spiegarlo nel modo giusto, nel tempo giusto, fa ridere. Allora mi domandavo se un'intelligenza artificiale, soprattutto con l'avvento del web semantico, quindi quello che non solo unisce le parole tra loro, no? Che sono vicine in carattere, ma i sensi, i significati, quindi sa che Berlusconi è uguale a Papi, non Enrico, ma la parola Papi, perché sa che era chiamato Papi. Quindi mi domando se, conoscendo i legami semantici, si riusciranno a trovare due parole automaticamente in maniera tale da nascondere quel legame per poi svelarlo in maniera automatica. Cioè, secondo me la battuta da cucciolone un domani l'intelligenza artificiale te la saprà fare. Le battute di Rapone probabilmente no, perché sono un filino più elaborate. Quelle di Appena. Speriamo. Quelle di Tinti no, perché sono un filino più elaborate. Ma secondo me le battute brutte, secondo me l'intelligenza artificiale del futuro le riuscirà a fare. Poi di una che puntata parlano? di Di che South parlano Park. l'intelligenza? Cioè, oggi sono stato con una stampante, Ma queste cose qui. abbiamo fatto una cosa a tre. Sì. Mamma mia, prego, raga, ma vedi, questa Questa è proprio così. Questa è proprio così. E quindi ti aiuta per la metodologia, perché Stefano, indico Stefano perché è anche autore anche lui del Trio Medusa, no? E quindi lui sa che arriva un momento in cui ti dicono: senti, mi fai 50 battute su questo tema? E non è che puoi aspettare che te vengano, ti devi mettere lì algoritmicamente, fare A più B e questo qua. cercare quali sono queste battute, e quello è un processo algoritmico, e c'è una componente creativa
adesso non mi vado a perdere nei dettagli, anche perché in genere mi faccio pagare per fare queste cose, però secondo me un domani questa cosa algoritmica si può fare. E siccome l'abilità di un comico secondo me è vedere un bicchiere e vedere tutto quello che non c'è attorno al bicchiere ma che in realtà c'è perché tu creativamente lo vedi, un domani che la macchina riesce a fare questa cosa saranno cazzi per tutti. C'è una puntata di South Park dove c'è un robot che scrive le battute e poi alla fine E come finisce? che uccide tutti quanti. Ma su quei robot succede, ma anche con gli stand up comedian secondo me prima o poi succederà che uccideranno tutti. Guarda, prima o poi questo è il nostro Già, destino. secondo me qualcuno Ha già ucciso. Ci sono infatti gli stand up comedian. Vabbè, non diciamo altro. Allora, io adesso ti chiedo di firmarmi il poster. Ti vado a prendere il pennarello. Sì. Nel frattempo, Intanto, sì. visto che siamo arrivati alla fine della puntata, Sì. e visto che hai resistito fino adesso non solo a me ma anche a Rapone, hai il microfono più ambito d'Italia, non so se mamma lo mia. sapevi, per fare quello che ti pare. Se hai un messaggio, un insulto, una predica, un pensiero, una riflessione, uno spunto, una promozione, qualsiasi cosa da fare, vai intanto che prendo il pennarello. Allora, sostenete tutta la comicità, ma tanto se ascoltate già Tintoria già lo fate, quindi non è efficace. Arriverà l'Edoardo Ferrario Show dal 24 settembre su Rai Play, un programma che abbiamo scritto io, Edoardo Ferrario, Chiara Galeazzi e Maurizio Montesi, che secondo me è molto bello e lo trovate su Rai Play. C'è un Edoardo in grandissima forma, quindi è una comicità anche lì. Vi deve piacere, particolare di Edoardo, ma insomma vi suggerisco. Ecco, ho fatto la promozione. Infatti non volevo parlare di questa di Edoardo non abbiamo Allora, verrà parlato. Edoardo comunque Verrà. a Tintoria. Perfetto, Sì, perfetto. sì, Ve ne parlerà abbondantemente lui, però quello che vi posso dire è, per far venire l'acquolina, che secondo me è venuta una bella roba. E poi c'è anche Manuela Fanelli nel programma, che una straordinaria Manuela è la Fanelli. donna del momento, È anche la lei donna del dovreste momento. avere in Tintoria, Ma infatti anche lei moglie tocca. con una partecipazione speciale di Michela Giro. Che salutiamo, oramai Proprio lei già mostro sacro. Lei l'ho vista a Venezia. Sì, Michela no, Giro. veramente? Sì, l'ho Pensa vista te. al Festival del Cinema di Venezia. Mamma mia. Ma dentro o fuori, Secondo me così che dentro, girava. secondo me Ma che era- lavorava, era L'ho nello vista sul staff. red carpet addirittura. E ci saranno 3 ospiti particolari, non so se li posso dire. Allora io te li dico, poi chiedo a Edoardo, e se non li posso dire li Tanto io bippi. questa la pubblico venerdì a ora di pranzo. quindi hai Ok, tempo chiedo a fino Edoardo venerdì. se non lo posso Ok. dire li bippi, che sono Neri Marco Re, Sì. Caterina Guzzanti Sì. e sono tutti bravissimi, ma uno straordinario Rocco Tanica che fa un'ospitata che ne vale veramente Bene, la pena. bene, Tu provi bellissimo. pronto a mettere i bip. Io ci metto i bip che così si crea ancora un bip e si crea ancora più attesa. Poi magari quando viene Edoardo li potrà Li dire lui. togliere, sì. Ma a questo punto facciamo una domanda, volevo fare. Cioè, questa Rai Play, che adesso sta quindi, c'è Netflix di Stato. c'è un po' di attenzione, diciamo. Ma magari, sì. Ma posso dire, dovremmo tifare tutti tantissimo per Valerio Lundini su Rai Certo. 2, ma proprio tantissimo, anche se non vi fa ridere, magari vi piacciono altri stand-up comedian, dovreste tifare per Valerio, perché sia Valerio su Rai 2 sia Edoardo su Rai Play stanno aprendo la strada ad altre possibilità, anche magari per il vostro comico preferito, che non è né Valerio né Edoardo. Considerate che non ci sono seconde serate comiche in Rai, credo da 20 anni. 15, mi potrei sfuggire, forse c'è stato Rocco Tani che ha fatto le cose, il musichione, ma pochissima roba. Non ci sono. Se Valerio funziona e apre la seconda serata comica, come è stato fatto con battute, un pochino come esperimento, si aprono delle possibilità. Quindi tifiamo per Valerio e tifiamo per Edoardo. Andatevi a vedere l'Edoardo Ferrario Show, perché Rai Play è gestita in questo momento da persone abbastanza illuminate. Se vedono che le visualizzazioni sono buone, che secondo me c'è spazio lì dentro. È chiaro, non ci sono i soldi di Netflix, non ce nascondiamo dietro un dito, neanche quelli di Amazon Prime su Rai Play, ma non sono neanche, capito, che non cadono dal cielo. È gente che ne sa chi dirige Rai Play, gente preparata, quindi secondo me ci sono spazi. Quindi tifiamo per Edoardo, tifiamo per Lundini e tifiamo per le altre novità che ci saranno su Rai Play e probabilmente ci saranno anche sui canali Rai. Ovviamente abbiamo citato Lundini, citiamo anche Giovanni Benincasa, che è un po' Sì. è il capo, in qualche modo conoscete capo anche voi. progetto del programma. Andate su Rai Play e cliccate aggiorna in Esatto. continuazione, Finché così non schizzano trovate- le Esatto, finché non visualizzazioni. trovate. Sì, bravi, guardatevelo come fanno i fan dei BTS. Guardatevelo nel sonno a ripetizione, Esatto. così aumentano le visue. Vado, scrivo. Vai, Vai. scrivi e mettici anche la data così resta. Oggi è il 9 settembre.
Io intanto faccio l'appello, seguite Francesco Lancia sui social, non che ne abbia bisogno, ma in realtà ne abbiamo tutti bisogno, comunque sia seguitelo per vedere tutte le cose che fa, seguitelo su Facebook, seguitelo su Instagram, seguitelo su Twitter anche, perché tu sei un twitterolo. Sì, abbastanza. E seguite anche Stefano Rapone, Sì. e seguite anche me. E io non posso che ringraziare Francesco per essere venuto. Questa volta non sono andato ad Amalfi perché ci tenevo particolarmente a fare questa puntata che insomma andava fatta prima, ma invece è scalata per colpa mia a settembre. Però in realtà mi fa pure piacere così invitarti in tintoria che è ripartita, farlo con Stefano. Stefano, che impressione hai avuto di questa co-conduzione? Come te la sei sentita? È bella, dai, divertente. Secondo me la puoi battezzare. È fatta, è pronta. È pronto. La co-conduzione. Vai, va bene. Però devi cambiare il nome perché Tintoria è ispirato a te. C'è anche Tintoria e soci. Esatto, Tintoria e co. Bravo. Tintoria e co. Ensons, così posso Lo metti piccolo lì, così no? posso sostituirlo con Esatto. qualcun altro ogni tanto. Esatto. Io ringrazio voi per l'invito, sono felicissimo di aver sparso i miei droplet sul microfono più ambito d'Italia. Allora, il mio segreto è che passa talmente tanto tempo che anche eventuali virus crepano. Va bene, speriamo di sì, abbiamo tutti immuni, quindi insomma lo sapremo a breve com'è andata, però vi ringrazio, è stata una piacevolissima chiacchierata e non ha fatto così caldo come mi aveva No, io avevo paura minacciato. avrebbe fatto più caldo, invece tutto Poi taglia sommato tutte le bene. parti brutte, metti bip, mi raccomando, non mi Vabbè, faccio tanto a figuracce. parte i 3 nomi che eventualmente devo bippare, la parte della SIAE, salutiamo la SIAE. Salutiamo Siete la invitati SIAE. in tintoria, guarda, chiunque della SIAE, se Gino Paoli vuole venire in tintoria a parlare di SIAE, quando vuoi Gino. Comunque, La parte eccessivamente buona l'ho bilanciata con esatto, quell'altra roba il brutta. cielo in una stanza per me è la più Faccio grande anche un canzone dito mai medio scritta. così per fare un po' il ribelle. Va bene. E comunque grazie mille Stefano, e però entrambi ringraziamo Francesco che è venuto finalmente qua. Grazie E a tutti in generale. grazie a tutti. No, grazie mille a tutte, grazie mille a tutti. Grazie a voi. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao. Ciao.